contenziosi per la Pedemontana Veneta, il TAR dichiara inammissibili 2 ricorsi contro l'opera, esulta la Regione, il commissario Corsini certificata la correttezza dell'operazione. Intanto a Roma è scontro aperto sulla TAV tra Lega e Movimento 5 Stelle, il governatore Zaia e il collega della Lombardia Fontana, impensabile, dicono, bloccare i bandi come vogliono i pentastellati. Dolore e commozione ai funerali del 57enne padovano che si è tolto la vita in azienda, il messaggio straziato del primogenito: sono il figlio dell'uomo più forte del mondo. A poco più di un mese dall'agguato a Roma il videomessaggio del primo giorno di riabilitazione in vasca per il nuotatore trevigiano rimasto paralizzato alle gambe. Dibattito aperto in tutto il Veneto dopo il sì della Camera alla riforma della legittima difesa, a Montebelluna bufera per il posto di una ex assessora del PD. Don Roberto Cavazzana verrà reintegrato, il vescovo Cipolla accoglie la richiesta di perdono del sacerdote coinvolto nello scandalo a luci rosse insieme a Don Contin. Cortina Milano 2026, ad appoggiare la candidatura alle Olimpiadi invernali anche la leggenda della scherma Valentina Vezzali nei giorni scorsi a Treviso. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la sentenza del TAR relativa alla Pedemontana Veneta, TAR che ha dichiarato inammissibili 2 ricorsi contro l'opera. Esulta naturalmente la Regione, mentre il commissario Corsini dice è stata certificata la correttezza di tutta l'operazione. Tutti i dettagli nel nostro servizio d'apertura. Il rischio contenzioso in Italia è un fattore sempre presente nella patologia degli appalti pubblici. Siamo contenti perché abbiamo detto sin dall'inizio che stavamo facendo bene e adesso il primo grado del TAR ce lo conferma in maniera molto chiara, netta, esaustiva, completa. La soddisfazione del commissario regionale per la Pedemontana, nonché vice avvocato generale dello Stato Marco Corsini, rimbalza da Venezia a Roma, dove il governatore Luca Zaia è impegnato sul fronte autonomia ma fa in tempo a commentare. Il TAR riconosce la pulizia e correttezza assoluta dei procedimenti che abbiamo adottato. Sul piatto c'è una sentenza di peso, quella con la quale il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibili 2 ricorsi contro la Regione sulla Pedemontana, proposti da Salini in Pregilo, con l'intervento ad adiuvandum di Codacons e di alcuni privati. La sentenza dice quello che noi abbiamo sostenuto sin dall'inizio, e cioè che l'intervento della Regione per rimettere in pista la finanza di progetto per la Pedemontana Veneta era corretto, giusto e virtuoso, che non c'erano le condizioni per dover sciogliere la concessione, che il rischio del traffico non è stato affatto spostato sulla concedente pubblica, ma era in capo alla Regione sin dall'inizio. Nel mirino dei ricorrenti c'era soprattutto la legittimità del cosiddetto terzo atto convenzionale, grazie al quale sono ripresi i lavori della Pedemontana. Viene anche affermato che la modifica alla convenzione attuata dalla Regione per rimettere in pista la strada, la realizzazione dell'infrastruttura, è legittima, ammissibile, sostanziosa ma non sostanziale e comunque perfettamente corretta. Lo spettro di un contenzioso giudiziario che rallentasse i lavori era concreto, ma viene al momento accantonato mentre lo stesso commissario annuncia il superamento del 60% dei lavori del cronoprogramma nei cantieri. Il cruccio però resta sul paradosso dei famigerati software dei pedaggi che stanno bloccando da mesi l'apertura del primo tratto, quello vicentino. Un accordo tra privati, il concessionario e il sistema informativo AISCAT che ancora manca, laddove non arrivano i ricorsi e la burocrazia a frenare per ora l'opera. È una questione tra privati che stanno trattando. Per quanto ci riguarda il tratto di strada è pronto, agibile e attende solo di essere percorso per dimostrare a tutti quanti che i lavori stanno procedendo bene. Ci piacerebbe aprirlo al traffico per dimostrarlo coram populo contro tutti gli scetticismi, però non dipende da noi. La parte che dovevamo fare noi, cioè di far fare i lavori per bene secondo i tempi, la parte che dipendeva da noi è fatta. E a proposito di grandi opere, resta durissimo lo scontro di governo sulla TAV anche dopo il vertice di Palazzo Chigi con il Movimento 5 Stelle intenzionato a bloccare i bandi e l'opposizione della Lega. Su questo è intervenuto da Roma anche il governatore Zaia insieme al collega della Lombardia Fontana. TAV e infrastrutture veloci, sicure e moderne servono non solo alle imprese, hanno detto, ma a tutta Italia. Giusto approfondire i costi reali e chiedere di più a Francia ed Europa
Europa, ma concludono i due governatori, impensabile bloccare i bandi. Governatori Zaia e Fontana che si trovavano a Roma per un nuovo vertice con il ministro Erika Stefani a proposito dell'autonomia. Si va avanti, dice Zaia, che ha anche incrociato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, da settimane all'attacco sulla cosiddetta secessione dei ricchi, ma tra i due ci sono stati sorrisi. Sentiamo allora le parole del governatore del Veneto all'uscita dal faccia a faccia. Lo abbiamo anche incontrato prima simpaticamente il collega De Luca, non è questa la preoccupazione, questo rischia di essere un alibi per chi comunque non vuole affrontare il cambiamento, ma la modernità va verso guarda ai paesi federali con l'autonomia, e il centralismo invece vuol dire essere conservatori, ma so che De Luca capisce questi temi. Io penso che ci possono essere due vie: o si presenta una preintesa in Parlamento e si raccolgono tutte le osservazioni, dopodiché quelle che sono accoglibili diventano parte integrante dell'intesa finale, che poi firmeremo e verrà approvata con un sì o con un no dal Parlamento, oppure anche è un'altra via, che è quella di definire un perimetro di indicazioni generali da seguire, quindi il Parlamento potrebbe dare la cornice all'interno della quale poi l'intesa deve essere scritta, ma l'intesa c'è già. Ma pensare che poi la bozza finale sia emendabile vuol dire far fare il contratto a un terzo e i contraenti del contratto dovrebbero firmare un testo fatto da altri. La trovo abbastanza atipica e irrituale questa condizione. La cronaca adesso, questo pomeriggio a Padova, l'ultimo saluto all'imprenditore che si è tolto la vita martedì mattina all'interno della sua azienda. I fiori bianchi, la baracchiara, la famiglia che si stringe in un ultimo abbraccio, un lungo applauso accolto nella chiesa di Santa Caterina a Ponte di Brenta, al feretro di Emanuele Vezzù, l'imprenditore che martedì mattina si è suicidato all'interno del capannone della sua azienda di Vigonza. Difficile da contenere i tantissimi amici, parenti e i compagni di classe dei due figli che si sono stretti alla famiglia segnata da una tragedia incomprensibile. Il problema della morte, perché viviamo in questo mondo dove la nostra mente arriva fino a un certo punto. Non pensare però che sia diverso per non è in questo momento in cui si incontra con Dio, avrà chiaro il senso della sua vita. Le parole del parroco hanno ripercorso la vita di Emanuele e per lui il sacerdote ha chiesto che possa finalmente gustare la serenità eternamente nel regno dei cieli. Strazianti i ricordi fatti dalla famiglia. Sono il figlio dell'uomo più forte del mondo, ha detto il primogenito. La moglie Elena invece ha chiesto a tutti i presenti di non ricordare Emanuele per il suo ultimo gesto estremo, giunto dopo un periodo difficile al lavoro, ma sempre sorridente come quando andava tra le sue montagne, tra Merano e l'Alta Badia. Torniamo a parlare adesso di Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola sparato da due giovani a Roma. Ebbene, in un videomessaggio il primo giorno di riabilitazione con il ritorno del nuotatore in piscina. Vediamo e sentiamo le sue parole. Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in vasca oggi, un'emozione bellissima ed oggi inizia la mia riabilitazione qui in acqua. Un saluto a tutti e ci vediamo presto. Parliamo adesso di legittima difesa e partiamo da un post apparso su Facebook e poi cancellato, scritto da Tiziana Favero, nota esponente del centrosinistra di Montebelluna nel Trevigiano, in passato assessore nella giunta dell'allora sindaco Laura Puppato, nonché candidata a sindaco, che in questo post che vedete in sovraimpressione, rivolgendosi ai leghisti che hanno voluto
questa legge sulla legittima difesa, dice: mo rischiate pure che vi sparo a vista, ve la siete cercata. Parole che hanno creato subito un polverone, con diversi esponenti del Carroccio che hanno già annunciato querela, e con il parlamentare leghista Dimitri Coin che ha parlato di minacce alla Lega da parte di una persona. Ha scritto su Facebook: Coin, esempio di educazione della sinistra. Tiziana Favero ha cancellato il post incriminato e si è difesa dicendo: si è trattato ovviamente di una battuta. Parole che però non mancheranno anche nelle prossime ore di suscitare nuove polemiche. Intanto, come detto, il sì della Camera alla riforma della legittima difesa, intanto nuovo passaggio al Senato prima della trasformazione in legge. Il senatore Padovano Stellari, vicepresidente della Commissione Giustizia, spiega che cosa cambia. Non sarà il Far West, dice, i 5 Stelle liberi di non votare. Sentiamo le sue parole. Noi abbiamo con questa riforma tolto una serie di ombre che erano presenti nell'attuale legge. E abbiamo introdotto l'avverbio sempre, perché per noi chi da domani si difenderà, all'interno ovviamente di quella cornice che abbiamo costruito, all'interno ovviamente di quella che è la condotta che è da considerarsi legittima, da domani appunto sarà sempre considerata proporzionata la difesa rispetto all'offesa che ricevi nella tua abitazione, nel tuo negozio, da parte di soggetti che ti entrano in casa ovviamente con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone. Ecco, di questi fatti stiamo parlando, non stiamo parlando ovviamente di soggetto che ti suona il campanello oppure che ti scavalca il cancello a distanza rispetto alla tua abitazione e che nulla ha a che fare con l'attualità del pericolo, che invece va ad essere diciamo come condotta rientrante nella norma che noi abbiamo modificato. Domani l'eccesso colposo non sarà più punito penalmente e inoltre le richieste di risarcimento del danno non ci saranno mai più, né per la legittima difesa né per l'eccesso colposo. Ancora, aumento delle pene per determinati reati, furto, violazione di domicilio, rapina, e cosa importante, ci siamo assunti diciamo, l'obbligo come Stato di pagare noi le spese di difesa nei confronti dei soggetti che ovviamente saranno assolti o archiviati per legittima difesa. Ieri si sono visti anche 25 però deputati del Movimento 5 Stelle che non hanno partecipato al voto, questo come lo commenta? Se c'è qualcuno che è rimasto a casa o che voleva fare qualche emendamento o voleva proporre modifiche, insomma questo ci può stare, ci sta anche dalla nostra parte, questa è una maggioranza che ovviamente ha delle diversità al suo interno, ma che poi alla fine raggiunge l'obiettivo. Da chi teme che da domani possa esserci il Far West, lei cosa dice? Che mi deve dare delle argomentazioni giuridiche, perché queste sono argomentazioni che non hanno nulla a che fare con il tema della riforma sulla legittima difesa. E su questa riforma abbiamo chiesto anche l'opinione dei cittadini, sentiamo che cosa hanno detto. Dall'esperienza di chi ha vissuto una rapina nella propria abitazione arriva un sì piuttosto deciso al decreto sicurezza, ma più in generale a Mestre l'argomento fa molto discutere, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista pratico. C'era anche prima, non è una cosa nuova. E dice che non è cambiato granché? Direi di no, insomma. Direi che è giusto che uno a casa sua è libero di difendersi, però non è giusto che spari a quello che sta scappando, insomma non si può uccidere una persona per una cosa, sì, un furto, capisco un furto, però per quello non si può uccidere una persona. Se entra in casa e minaccia la famiglia il discorso cambia. Da una parte favorevole perché credo che nelle proprie case, nelle proprie attività si debba essere un po' più sicuri di se stessi. Sono un po' contrario, ecco,
a chi dice adesso compratevi un'arma, ecco. Lei non lo farebbe? Assolutamente no, anche perché con un bambino in casa insomma è difficile comprarsi una pistola, un fucile o quant'altro, però ecco, sapere di poter agire per proprio conto in casa propria credo sia corretto. Io a casa mia devo difendermi, se no non è casa mia, è casa di tutti possono entrare e fare quello che vogliono. Io ho paura che qualcuno le entri in casa e ha preso contromisure. No, non ho preso contromisure, ma se arriva a casa lo aspetto. Cosa gli fa? Cosa gli fa? Quello che capita, vediamo cosa riesco a fare, però bisogna trovarsi in quei momenti e trovarsi in quelle situazioni per vedere cosa uno riesce a fare per difendere la propria famiglia. Il decreto sicurezza è la brutta fotocopia del decreto che aveva fatto il PD qualche anno fa, non cambia le regole del gioco e chi usa l'arma e ferisce qualcuno anche se è ripinato in casa subisce gli stessi processi e le stesse conseguenze che ci sono adesso. Bisognerebbe cambiarlo radicalmente. Certo ci voleva qualcosa un po' di più, non so quanto abbiano fatto in più. Bisognerà vedere anche in futuro rispetto... È libero arbitrio dopo, sempre il solito discorso, è come viene gestita la legge praticamente. Ah sì, sono d'accordo, solo che poi con la legge italiana purtroppo siamo sempre... Comunque pensa che è giusto difendersi in casa propria? Sì, io sì, sono d'accordo, d'accordissimo anzi. E personalmente acquisterebbe un'arma? Io no. Ma magari potrei usare qualcos'altro, più che una pistola. No, io non l'acquisterei mai una pistola. Altro tema caldo di queste ore è quello del reddito di cittadinanza. Anche oggi nessuna coda, nessun disagio nei CAF della Marca trevigiana per la presentazione delle domande, ma la CGIL di Treviso lancia un allarme per quello che dicono succederà nella seconda fase. Secondo giorno per presentare le domande per il reddito di cittadinanza. Anche oggi, come già accaduto ieri, ai CAF della Marca si è registrato un flusso continuo di persone senza però code o disagi per gli utenti. Nella prima giornata sono stati all'incirca 300 gli appuntamenti fissati nei centri di assistenza fiscale della provincia, numero che stando alle previsioni dovrebbe essere replicato anche in questa seconda giornata. Dunque nessuna ressa agli sportelli, comunque pronti a far fronte ad un afflusso superiore al solito. Ma la CGIL si dice preoccupata non tanto per il lavoro dei CAF preparati a fare quanto richiesto, specificano da Via Dandolo, quanto piuttosto per quello che accadrà in un secondo momento dopo la presentazione delle domande. Che riguarda l'INPS, e noi sappiamo le difficoltà a livello provinciale che l'INPS ha sotto il profilo dell'organico, perché è un lavoro in più che devono fare i soggetti che attualmente lavorano all'interno dell'INPS. Ci preoccupa anche tutta la parte delle politiche attive, che è la parte per certi versi più importante, perché noi vorremmo che questi soggetti fossero aiutati sotto il profilo occupazionale, trovando velocemente un posto di lavoro e inserendosi in percorsi di inclusione. Ma c'è un altro fattore, secondo la CGIL, da non sottovalutare. Noi stiamo organizzando la nostra risposta di fronte a un decreto legge che non è stato ancora convertito e quindi ci stiamo muovendo sopra un campo, sopra un terreno che si sta modificando nel tempo o che potenzialmente si potrà modificare. Critica nei confronti del reddito di cittadinanza la Confartigianato. Bisogna incentivare la cultura del lavoro, non quella dell'assistenzialismo. Secondo, bisogna anche capire che non si possono continuamente fare misure che creino debito strutturale in questo Paese. Devono essere spese delle risorse per ammodernare il Paese, per fare degli investimenti infrastrutturali, per dare competitività al sistema delle imprese e creare posti di lavoro. Confartigianato che critica anche il mancato coinvolgimento dei comuni. Sanno gli effettivi bisogni di quelle persone che sicuramente anche con questa misura magari rimangono a margine e quindi non vengono toccate. Si corre il rischio di non andare a intercettare la povertà vera. Intanto botta e risposta tra Regioni e Ministero del Lavoro, con le prime che dicono non è arrivato alcun documento su cui dare il parere, aspettiamo di conoscere quali saranno le determinazioni del governo. C'era durante l'ultima trattativa anche incertezza sul numero dei navigator. Oggi nel corso della conferenza unificata chiederemo il rinvio del parere sul reddito di cittadinanza. Pronta la replica del Ministero, smentiamo le dichiarazioni delle Regioni che affermano di non aver ricevuto una proposta relativa all'emendamento. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Migliore.
Rieccoci in diretta con una storia che arriva da Feltre. Mancano le ambulanze all'ospedale e così i genitori di una bambina di 5 anni con gravi difficoltà respiratorie hanno chiamato la Polstrada che ha trasportato la piccola con le sirene spiegate al pronto soccorso. La pattuglia del distaccamento di Polizia Stradale di Feltre, che era in sosta operativa all'imbocco della galleria di Ersiè, è stata chiamata dai genitori di una bambina che chiedevano di far arrivare con urgenza alla loro abitazione un'ambulanza perché la loro piccola aveva problemi respiratori. Gli operatori della sala operativa hanno chiamato l'ospedale e, constatando che non vi erano ambulanze disponibili, hanno deciso di intervenire in prima persona. Sono arrivati alla casa della coppia prendendo nell'auto di servizio la bambina e correndo di filata in ospedale. Un altro agente invece ha guidato l'auto della coppia perché questa era in stato di grave agitazione. All'arrivo all'ospedale di Feltre la piccola è stata presa in cura dai medici e sottoposta agli accertamenti del caso, venendo dimessa alcune ore più tardi. Andiamo a Padova con la vicenda di Don Roberto Cavazzana, che verrà reintegrato. Il vescovo di Padova, Monsignor Cipolla, infatti ha accolto la richiesta di perdono del sacerdote che, ricorderete, è rimasto coinvolto nello scandalo a luci rosse insieme a Don Contin. In occasione della Quaresima mi sento convinto di compiere un gesto che nasce dal Vangelo e ci riconduce al Vangelo. Questo è l'inizio della lunga riflessione che ha portato il Vescovo di Padova ad annunciare la progressiva e graduale reintegrazione nel servizio ministeriale di Don Roberto Cavazzana, l'ex prete di Carbonara di Rovolono, coinvolto nello scandalo a luci rosse che aveva travolto la diocesi di Padova a fine del 2016 e che aveva avuto come protagonista il parroco di San Lazzaro Andrea Contin, rinviato a giudizio per violenza privata. Totalmente diversa la posizione di Don Cavazzana, che appare solo nella veste di testimone nell'indagine. Il suo nome era stato fatto da una donna amante di Don Contin. È un gesto che compio dopo aver ascoltato parecchi di voi, ma che impegna la mia paternità spirituale e pastorale, di cui mi assumo la responsabilità e le conseguenze di fronte a voi, di fronte ai cristiani delle nostre comunità, di fronte alla nostra società, continua il vescovo. Don Roberto Cavazzana, finito 2 anni fa sotto i riflettori della ribalta mediatica per comportamenti inadeguati per un prete, per oltre un anno ha vissuto fuori dalla diocesi, in una comunità religiosa dove ha compiuto un percorso adeguatamente accompagnato di rivisitazione personale della propria vocazione, concordato proprio con il vescovo. Dallo scorso settembre il sacerdote è rientrato in diocesi a Padova, ma prima di essere reintegrato pienamente gli è stato chiesto di prestare per un anno servizio di volontariato in 2 realtà diocesane che si occupano di persone disagiate. Don Roberto Cavazzana ha spiegato al vescovo Claudio, accogliendo la richiesta di perdono, che con leggerezza ha suscitato disagio, smarrimento, sofferenza e interrogativi tra i fedeli nelle nostre comunità, chiede di essere perdonato e di poter continuare a fare il prete. Come padre accetto la sua domanda di perdono e la richiesta di continuare a proseguire il suo cammino spirituale. Voltiamo pagina, parliamo della candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 di Cortina Milano, candidatura appoggiata anche da una leggenda della scherma di passaggio a Treviso. Attacco di punto per Valentina, bravissima Valentina che vince la sua 9ª medaglia olimpica. Ho fatto 5 Olimpiadi in tutti i continenti e l'Olimpiade rappresenta un'opportunità di crescita per il proprio paese. Il colpo di Fioretto è quello di sempre, preciso e senza sbavature, anche quando la più grande schermitrice italiana di tutti i tempi punta al bersaglio del tifo, in questo caso per Cortina Milano 2026. Meno di un mese all'ispezione dei membri del CIO in Italia per l'ultimo sguardo tecnico prima della decisione di Losanna, quando si saprà se il duo del Nord l'avrà spuntata su Stoccolma. E allora i grandi dello sport non stanno a guardare, così se la leggenda dello short track Arianna Fontana domenica scorsa è scesa dal campanile di San Marco come aquila del carnevale anche per supportare la candidatura di Cortina Milano, pure un'altra leggenda come la 9 volte medagliata Valentina Vezzali non è da meno, sottolineando il ritorno che può dare un evento del genere. Io penso che ospitare un'Olimpiade nel nostro paese sia un'occasione importante per poter mettere in mostra quello che noi italiani siamo in grado di fare e la bellezza del nostro territorio. Le tappe intanto proseguono, in questi giorni il CIO è in Svezia per testare la candidatura di Stoccolma, in aprile sarà a Milano e Cortina, il 24 giugno a Losanna il voto ne servono 44.
Il governo resta sempre freddo sul supporto economico, soprattutto da parte pentastellata. Fortunatamente il CIO stesso metterà a disposizione un cospicuo pacchetto di fondi al vincitore. Non resta che attendere. Mi auspico che le Olimpiadi di Milano Cortina possano giungere a destinazione, incrociamo le dita e facciamo il tifo per la nostra Italia. Siamo adesso alla gara di solidarietà per il piccolo Joe, cresce l'ammontare delle donazioni ma serve ancora l'aiuto di tutti, per questo vi ricordo che tutte le coordinate bancarie per donare al piccolo Joe, a cui serve una costosissima operazione per un problema alla gamba, coordinate bancarie le potrete trovare sul nostro sito internet. La campagna a sostegno del piccolo Giovanni, affetto da una malattia rarissima che impedisce la crescita della sua gamba destra, è anche sui nostri siti internet. L'intervento chirurgico grazie al quale il nostro Gio potrà stare meglio e camminare, giocare come i suoi coetanei, è possibile solo in uno dei pochi centri specializzati al mondo, negli Stati Uniti, ma è molto costoso. Servono circa 400.000 euro. Il gruppo Media Nord-Est, con tutte le sue emittenti, sostiene e promuove la campagna di raccolta fondi per aiutare il piccolo Giovanni e la sua famiglia. Oggi siamo a quota 162.000 euro e per le donazioni trovate l'IBAN del conto corrente intestato a Erika Molinarolo, la mamma coraggio del piccolo Gio, nei nostri siti. Nella grafica potete vedere le coordinate bancarie e la causale dovrà essere Diamo il meglio a Giovanni. Dei telespettatori ci hanno segnalato che alcuni bonifici sono tornati indietro. Vi chiediamo di verificare bene l'IBAN da utilizzare consultando proprio la finestra dedicata alla campagna per Gio presente nei nostri siti internet. Prima di salutarci, alcuni appuntamenti con la programmazione di Antenna 3, perché il prossimo sarà un weekend speciale. Sabato sera alle 21:15 infatti proporremo per intero la sfida che valsa la vittoria della Coppa Italia alla Treviso Basket. Poi, a grande richiesta e considerato il successo della diretta di Antenna 3 da Conegliano, domenica sera dalle 21:15 trasmetteremo nuovamente la sfilata dei carri al Carnevale di Marca. Questa sera invece torna puntuale 20:10, ospite in studio Alessandro Naccarato del Partito Democratico. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Tempo in prevalenza buono sul Triveneto, ma permane una certa instabilità su alcuni settori. Vediamo in quali. Sul Veneto tornerà ad essere per lo più soleggiato ovunque, il cielo infatti si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Più nubi, specie dal pomeriggio sul Bellunese, dove sarà anche possibile qualche debole piovasco a carattere sparso. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime primaverili tra 11 e 18 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prevalgono condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo per una maggiore nuvolosità sui settori alpini, dove non si esclude anche qualche precipitazione, ma in esaurimento col passare delle ore. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime piuttosto gradevoli, oscillanti invece tra 13 e 15 gradi. Diamo uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Saranno possibili locali foschie mattutine sulle vallate meridionali, ma in rapido dissolvimento. Più soleggiato invece sui restanti settori, ma con qualche nevicata sui confini alpini, tuttavia a quote medio-alte. Temperature minime sui 6 gradi, le massime invece si attesteranno intorno ai 13 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.